Compito del nostro servizio è di seguire i pazienti, o meglio prendere in carico i pazienti dopo un ricovero per un evento cardiovascolare. L'evento cardiovascolare è per lo più un evento di natura ischemica, come l'infarto miocardico, la rivascolarizzazione percutanea o chirurgica con i bypass. Ma ovviamente nel nostro servizio seguiamo anche i pazienti dopo un intervento di sostituzione valvolare, dopo un trapianto cardiaco, dopo un ricovero per scompenso cardiaco, anche dopo interventi per cardiopatie congenite. La nostra struttura è definita riabilitazione cardiovascolare, ma in realtà noi effettuiamo una presa in carico del paziente dal punto di vista cardiologico. Noi siamo dei cardiologi, non dei fisiatri, in cui vi può essere anche un intervento di tipo riabilitativo, ma il nostro obiettivo è la prevenzione secondaria, vale a dire noi cerchiamo di contrastare la progressione della malattia aterosclerotica. L'aterosclerosi coronarica è infatti la malattia responsabile della stragrande maggioranza degli eventi cardiovascolari di tipo ischemico. Questa malattia colpisce le coronarie, cioè che sono i vasi che portano sangue al cuore, ed è una malattia di tipo cronico degenerativo. La rivascolarizzazione effettuata per via percutanea, cioè l'angioplastica con lo stent o chirurgica con i bypass, ha permesso di rimuovere l'ostacolo al flusso di sangue e quindi ha permesso di rifornire nuovamente di sangue, di ossigeno il miocardio ischemico, ma non ha guarito la malattia come tale, che quindi potrebbe progredire. Il nostro obiettivo, pertanto, è cercare di contrastare la progressione della malattia aterosclerotica. Come? Con il controllo dei fattori di rischio come la dislipidemia, il diabete, l'ipertensione, il sovrappeso, il fumo. Questo con i farmaci, l'alimentazione, lo stile di vita, ma anche e soprattutto con l'esercizio fisico, che diventa una vera e propria terapia. Quindi la presa in carico del paziente all'interno della nostra struttura cosa prevede? Una prima visita cardiologica con l'elettrocardiogramma per l'accesso al percorso riabilitativo e di follow-up. Un eventuale ecocardiogramma qualora sia ritenuto necessario, un test a sforzo finalizzato soprattutto alla prescrizione dell'intensità dell'esercizio fisico, altri esami necessari per la stratificazione prognostica o per ulteriori procedure terapeutiche, 3 incontri educazionali che attualmente a causa del Covid teniamo in videoconferenza. Questo ha lo scopo di fornire informazioni sulla conoscenza della malattia aterosclerotica, dei fattori di rischio cardiovascolare, dei sintomi cardiologici, dei farmaci di più comune utilizzo e dell'esercizio fisico. E infine, ma non ultimo, il ciclo di sedute di training di riabilitazione fisica consistente in ginnastica con esercizi calistenici al tappeto in piedi e in attività aerobica alla cyclette o al tappeto rotante. Alla fine di questo percorso al paziente verrà consegnata una prescrizione per l'esercizio fisico da svolgere in maniera autonoma o meglio presso una palestra della salute. Dopo una visita di controllo a 6 mesi, il follow-up potrà proseguire negli ambulatori di cardiologia dei distretti della nostra ULSS. In caso di recidive, il paziente potrà essere riammesso al percorso. Ecco, questo in sintesi quello che vi aspetta quando arriverete da noi.